Morire in solitudine tra l'indifferenza della società, due drammi in fotocopia, quelli che nel giro di pochi giorni hanno scandito la cronaca agrigentina. Il 1° aprile scorso, nella sua abitazione di via Crispi, venne trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione di un pensionato di 77 anni, Alfonso Ricotta, fulminato dentro la vasca da bagno da un infarto. Una morte risalente ad almeno un mese prima. A dare l'allarme un vicino di casa. Nel giorno di Pasqua un altro dramma della solitudine nel cuore del centro storico di Agrigento. Calogero Montante, 47 anni, è stato trovato morto nella sua casa di via Belvedere. La sua morte risalirebbe a 2 mesi fa. Aveva problemi di salute, ma soprattutto non aveva nessuno. Alfonso e Calogero, 2 dei tanti invisibili morti che costellano la realtà agrigentina. Ma le persone sono diventate invisibili perché le persone anziane o anche quelle che non sono nemmeno tanto anziane hanno abbastanza paura e quindi ad aprire la porta di casa, quindi si chiudono, si blindano dentro casa e i rapporti diventano sempre di meno perché c'è diffidenza, c'è la paura dell'altro. Viviamo appunto in un sistema di paura globale, come il grande Bauman ha scritto proprio un saggio sulla paura liquida, no? Abbiamo paura dell'incidente, abbiamo paura del terremoto, della catastrofe, di quello che può riguardare anche eventi esterni che non dipendono da noi. Io penso che le persone oggi, con una società che sta diventando molto frenetica, una società ormai diciamo quasi priva di veri valori, la persona sta restando sola. Io penso che dovremmo cominciare a riallacciare i nodi di una rete che ritengo in questo momento siano carenti, insomma, non c'è colloquio, dialogo tra tutte le istituzioni che si trovano sul territorio. È chiaro che ogni istituzione territoriale deve rispondere, deve collaborare con le altre. Perché? Perché è chiaro che queste persone, anziani, meno anziani, persone deboli di qualsiasi età, devono avere delle risposte, non devono trovarsi soli in momenti particolari della loro vita. Come mai il cattolico, chi frequenta la Chiesa o chi crede in questo spirito cristiano rimane così indifferente dinanzi a certi casi? Non c'è dubbio che anche il credente subisce l'influenza della società in cui vive e siccome in questa nostra società purtroppo vige molto l'anonimato sociale oppure, detto in termini più moderni, la privacy, che ci spinge quasi al disinteressarci concretamente di chi ci sta vicino, per non ledere la riservatezza, per non essere invadenti, e purtroppo assistiamo a fenomeni davvero sconcertanti.